Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto ad una nuova puntata del progetto La Salute di Casa, progetto della WISP con il quartier San Paolo. Anche oggi ci troviamo all'aperto con i nostri atleti. Iniziamo il riscaldamento stando in piedi, ci prendiamo una buona posizione stabile e iniziamo a muovere il capo per scaldare i muscoli del collo. Lo facciamo con i consueti movimenti in cui andiamo a girare la testa da un lato e poi lentamente dall'altro. Alterniamo quindi uno sguardo che va verso destra allo sguardo che va verso sinistra. Manteniamo sempre questo tipo di routine durante i nostri esercizi, per avere sia un riferimento, quindi anche per fare gli esercizi in autonomia a casa, ultimi movimenti e possiamo cambiare il tipo di esercizio e guardare prima su verso l'alto e poi lentamente scendere giù verso il basso. E dicevo anche per iniziare il riscaldamento da il collo, che è la parte più delicata, la prima che vogliamo andare a mobilizzare. Un po' più di attenzione quando si guarda su verso l'alto, mentre quando scendiamo a guardare giù verso terra possiamo tranquillamente avvicinare il mento al petto e allungare i muscoli del collo posteriormente. Ci fermiamo un attimo, se questi movimenti ci hanno dato un po' di vertigine ci riassestiamo e poi completiamo il riscaldamento del collo con un movimento circolare della testa che parte dall'alto e scende giù lateralmente per completare il giro passando giù verso il basso. Risale a lato e continua. Come al solito facciamo 1-2 giri in un verso e poi proviamo a cambiare la direzione. Quindi giriamo dall'altro lato mantenendo la stessa sequenza. Ultime ripetizioni, se vogliamo fare un movimento bello ampio andiamo a sgranchirci bene il collo e poi torniamo con lo sguardo frontale. Sciogliamo un pochino la muscolatura e passiamo ad attivare le spalle. Lo facciamo con qualche movimento libero in cui scegliamo noi come muovere le spalle, un po' verso l'alto, verso il basso. È un movimento anche molto breve, non serve sforzare, giusto per sgranchire. Possono muoversi assieme le spalle o alternate una all'opposto dell'altra. Dopo averle mobilizzate in questo modo andiamo a fare qualche esercizio più specifico. In particolare mantenendo le braccia lungo i fianchi proviamo a sollevare le spalle, le portiamo verso l'alto, le avviciniamo alle orecchie e poi altrettanto lentamente le facciamo scendere e allunghiamo un pochino le punte delle dita verso il basso, a spingere giù e poi si ritorna. Si sale e si alzano le spalle. Alterniamo la salita e la discesa sempre controllando il movimento, tanto quando stiamo salendo e avviciniamo le spalle alle orecchie, tanto quando scendiamo
abbassiamo le mani avvicinandole il più possibile verso il terreno. Ancora qualche movimento, se vogliamo un po' più ampio. Sul subito incassare la testa tra le spalle potrebbe essere un po' fastidioso, quindi ci diamo qualche movimento di, diciamo così, riscaldamento per abituarsi, e poi su bene le spalle e giù bene a spingere verso il basso. Ok, e sciolgo un po', proprio come i movimenti di prima, quelli liberi. Continuiamo a rimanere sulle spalle, portiamo le mani davanti al corpo, all'altezza del petto, e se spingiamo in avanti le mani, proviamo ad allontanarle dal corpo, porteremo avanti anche le spalle. Al contrario, riavviciniamo le mani al petto, tenendo i gomiti alti e larghi, apriamo bene e portiamo le spalle all'indietro. Ecco che con l'utilizzo delle mani stiamo andando a fare un esercizio che in realtà è per le spalle. Le spostiamo all'indietro quando andiamo a aprire il petto, inspiriamo, le mani sono dietro, i gomiti sono ampi, larghi, e poi le portiamo in avanti quando con le mani spingiamo in avanti lontano dal corpo. Continuiamo a alternare i movimenti, in avanti, spingo bene, posso anche buttare fuori l'aria, indietro, allargo, apro il petto, inspiro, riempio i polmoni di aria. Ancora qualche movimento e rilasso, sciolgo le spalle. Mobilizziamo ora il tronco, per farlo scegliamo una posizione ben stabile con i piedi, quindi se serve li allarghiamo un pochino e iniziamo a ruotare delicatamente sia il petto, il busto, che lo sguardo, la testa, prima da un lato e poi dall'altro. Lentamente voltiamo tutto il petto al lato e poi cambiamo. All'inizio basta poco, poi possiamo provare a unire la respirazione e aumentare l'ampiezza del movimento. In particolare quando ruotiamo buttiamo fuori l'aria, quindi contraiamo un po' gli addominali, giriamo le spalle, buttiamo fuori l'aria. Ci rilassiamo tornando frontali e inspiriamo. Di nuovo ruoto, butto fuori l'aria, contraggo, giro le spalle e poi torno frontale rilassando. Questi ultimi movimenti adesso li facciamo provando a ampliare un pochino e quindi con lo sguardo guardare dietro di noi. Oltre a ruotare, con lo sguardo vado dietro. Ok, e torniamo, sempre per mobilizzare un po' la schiena e il bacino. Mettiamo le mani sui fianchi e andiamo a oscillare dolcemente, prima da un lato con il bacino e poi dall'altro. Un po' alla volta guadagniamo spazio, non serve fare tutto subito, quindi lasciamo che il corpo si sposti, si sbilanci finché non sopraggiunge la tensione sul fianco e poi torniamo indietro. Diamogli il tempo, un movimento alla volta, di abituarsi all'allungamento. Pian pianino possiamo guadagnare spazio, sentiamo che si allungano i muscoli del fianco. Facciamo questi ultimi movimenti in cui, aumentando l'ampiezza, anche le spalle vanno ad accompagnare poi tutto il corpo.
E concludiamo aggiungendo anche un'oscillazione non solo destra e sinistra laterale, ma anche in avanti e indietro, e per cui un movimento che diventa, se visto dall'alto, circolare. Col bacino ci sbilanciamo un po' lateralmente, in avanti, dall'altro lato e poi indietro. Due o tre giri in un verso per poi cambiare il senso di rotazione e andare a concludere nell'altro verso. Ok, ci stabilizziamo in piedi, ci sgranchiamo un pochino le spalle, la schiena, il bacino con qualche movimento e continuiamo a scendere lungo il nostro corpo, andando a mobilizzare un po' le anche utilizzando un movimento del ginocchio. In particolare siamo in equilibrio bene su una gamba, se serve possiamo utilizzare un supporto per mantenerci più stabili. L'altra gamba solleva il tallone mentre la punta rimane a terra e con il ginocchio che è venuto in avanti andiamo ad allargare, quindi aprire la gamba lateralmente per prendere spazio e poi a chiudere il ginocchio all'interno e allungare così la parte laterale posteriore della coscia. Poi alla volta proviamo ad ampliare anche questo movimento, quindi proviamo ad aprire bene di lato e poi a chiudere. Torno giù con i piedi, sgranchisco un po' e cambio lato, per cui di nuovo torno con la punta a terra e il tallone sollevato a chiudere il ginocchio all'interno per poi aprirlo all'esterno. Ancora qualche movimento e torniamo sul posto. Qualche piccolo passo sul posto, ci assestiamo e continuando a scendere arriviamo giù alle caviglie, esercizio simile a quello di prima, ma ora ci concentriamo sulla caviglia per mobilizzare bene quell'articolazione lì e lo facciamo tenendo la punta del piede appoggiata al pavimento, il tallone sollevato e spostando il tallone prima all'esterno per farlo scendere, poi sfiorare il pavimento e risalire all'interno. Non è più l'anca a muoversi molto, non è più il ginocchio a essere il nostro riferimento, è il tallone a essere il riferimento che sale all'interno, si sposta all'esterno, scende e ritorna passando per il pavimento e la caviglia di conseguenza a essere stimolata, a essere mobilizzata. Okay. Cambiamo lato, sgranchiamo un pochino, 2 passi sul posto e si riparte con l'altra gamba, stessa cosa, tallone sollevato, punta a terra, allargo il tallone all'esterno, scendo e risalgo con il tallone all'interno. Ridiamo tempo anche a questo lato del corpo di attivarsi. Come per la destra, anche la gamba sinistra richiederà, la caviglia sinistra richiederà qualche movimento prima di essere fluida, di essere sciolta. E un po' alla volta possiamo anche qui ampliare un po', fare un cerchio, immaginariamente un cerchio un po' più grande, e arrivare a fare una bella escursione. Spinaci. Gli spinaci contengono molte fibre, importanti per agevolare la motilità intestinale
e per mantenere basso il colesterolo. E proprio le fibre li rendono utili per ridurre l'assorbimento degli zuccheri, solo però se mangiati prima del pasto e preferibilmente crudi. Le foglie larghe e verde scuro degli spinaci sono fonte del prezioso acido folico, cioè la vitamina B9, determinante per la produzione del nostro DNA e dunque dei processi di crescita e riproduzione cellulare. Ok, riappoggio, torno, sempre sul posto, sempre stabile. Se serve 2 passetti aiutano a sgranchire. Concludiamo con i polsi il nostro riscaldamento e lo facciamo con 2 esercizi semplici. Il primo è l'esercizio in cui arrotoliamo il tappeto, abbiamo le mani davanti al corpo col palmo verso il basso, una scende, l'altra sale per poi alternare. Una mano scende in avanti, l'altra sale verso il corpo e poi si alterna. Proprio come quando arrotoliamo un tappeto. Andiamo a sciogliere un pochino i polsi, riponiamo di nuovo le mani davanti al corpo col palmo verso il basso e questa volta la mano resta ferma su un piano come se fossero appoggiate su un tavolo. Vanno ad allargarsi, le dita spingono all'esterno in un primo momento per poi ruotare, avvicinarsi al centro e guardarsi tra di loro subito dopo. Allargo, punto con le dita all'esterno e poi ritorno al centro, le dita che si puntano tra di loro, si guardano. Ultimi movimenti belli, ampi, da un lato e dall'altro e vado a sciogliere e sgranchire un pochino i nostri polsi. Completiamo con una mano dentro l'altra a fare un ultimo esercizio che unisce i 2 movimenti di prima. Flettiamo prima un polso, una mano piega l'altra e poi si scambiano il favore, scendendo prima da un lato, poi dall'altro e aggiungendo una piccola rotazione andando a fare un movimento circolare anche in questo caso con i polsi. Ok, sciogliamo. Con questo abbiamo finito la nostra fase, diciamo così, di riscaldamento e di attivazione. Possiamo passare a qualche esercizio un po' più globale, un po' più completo per lavorare sul nostro corpo. Iniziamo da un esercizio di ampiezza, quindi in cui lavoriamo sullo spazio che occupiamo, sull'ampiezza del movimento più che sulla forza, e in particolare andiamo a divaricare un pochino i piedi così da essere ben stabili e con un braccio partiamo con entrambe le mani sui fianchi e poi con un braccio disteso andiamo a disegnare un bell'arco, quindi lo solleviamo lateralmente al corpo, disegna un bell'arco sopra di noi e va su verso l'alto. Prova a spingere un pochino in su e poi lentamente scende di nuovo per la strada che ha fatto all'andata e torna sul fianco. E cambiamo. Braccio sinistro, sale bene, disegna un bell'arco sopra la nostra testa ampio, arriva su e spinge un pochino verso l'alto, per poi scendere secondo lo stesso percorso e alterno di nuovo. Una volta col braccio destro, una volta col braccio sinistro, salgo lateralmente al corpo col braccio disteso anche se non rigido e quando arrivo sopra la testa provo a spingere un pochino verso l'alto.
Se mi dà fastidio la spalla è meglio non esagerare, quindi rimaniamo sempre in ascolto e facciamo quello che il nostro corpo ci permette. Se invece la spalla è libera, proviamo a salire bene, spingere su nel punto più alto con le dita e poi a scendere. Ultime ripetizioni. Salgo bene, spingo verso l'alto e poi giù da un lato e ultimo anche dall'altro. Salgo bene, spingo verso l'alto e giù. Andiamo a sgranchire un po' le spalle e cambiamo movimento, che resta comunque fatto in una posizione stabile delle gambe, quindi con i piedi leggermente divaricati. Dobbiamo sentirci belli solidi sul terreno. Le mani sono sempre sui fianchi. Un braccio si alza, parte più o meno all'altezza della spalla, bello largo, un po' alto, e inizia a scendere in obliquo passando davanti al corpo, va giù nella direzione opposta, va a indicare con la punta del dito il ginocchio opposto. Poi di nuovo torna indietro, sale, si allarga andando su bene alto e poi di nuovo scendiamo, passiamo davanti al corpo incrociando, andiamo a toccare la gamba se riusciamo, sempre nella direzione del ginocchio opposto, e poi risaliamo. Un po' alla volta aumentiamo l'ampiezza di questo movimento, quindi andiamo belli alti, apriamo un pochino il petto, lo sguardo segue la mano, va su e poi al contrario scende giù. Possiamo piegare un po' il ginocchio, avvicinare la mano al ginocchio e di nuovo salgo, allargo, apro bene, lo sguardo va su verso l'alto e poi scendo, incrocio, piego un pochino, adesso posso piegare anche un po' la schiena e vado, se riesco, a toccare il ginocchio, altrimenti rimango sempre in prossimità. Ultimo movimento bello ampio, allargo su bene e poi chiudo tutto, vado giù verso il ginocchio opposto e torno. Muoviamo un po' le spalle, muoviamo un po' il bacino e ripetiamo dall'altro lato. Braccio alto all'altezza della spalla, incrocia e si porta davanti al corpo. Di nuovo si alza. Stiamo ripartendo da movimenti brevi, quindi non molto impegnativi. Semplicemente portiamo un braccio prima giù verso la gamba e poi su a salire leggermente sopra la spalla. Un po' alla volta possiamo iniziare a avvicinarci un pochino di più al ginocchio opposto, quindi andare giù a incrociare, ruotare un po' la spalla, e al contrario, quando ci alziamo e apriamo, andare anche un po' all'indietro, aprire bene il petto. Ogni volta che scendo mi avvicino un pochino di più al ginocchio, vado in quella direzione. Ogni volta che salgo seguo con lo sguardo la mano e provo ad allargare il petto, a fare una bella apertura. Di nuovo giù, mi avvicino sempre di più al ginocchio e poi allargo e mi apro bene verso col petto e lo sguardo che vanno su verso l'alto. Ultimi movimenti. Se riesco raggiungo il ginocchio, quindi piego un pochino anche la spalla, piego un pochino la gamba opposta e ultimo giù bene per poi tornare su. Di nuovo ci sgranchiamo un pochino, movimento ampio, coinvolge il braccio, coinvolge le spalle, coinvolge gli addominali, il fianco, quindi ci prendiamo un momento per sgranchirci e continuiamo sempre con una buona base di appoggio a muovere tutta la parte superiore del corpo. Lo facciamo con le braccia che partono davanti al corpo e lentamente salgono, vanno su, entrambe spingono verso l'alto, lo sguardo va verso l'alto leggermente, quindi apriamo un pochino il petto e poi scendono sempre davanti, vanno giù e lo sguardo segue le mani e va a guardare verso il pavimento. Torniamo
a sollevare le braccia davanti al corpo, lo sguardo le segue, io continuo a guardare le mani e vado anche un po' a guardare su verso l'alto finché le mani si alzano e vanno sopra le spalle. Il ritorno uguale, scendo con le braccia, lo sguardo sta sempre verso le mani che vanno giù e arrivo a guardare per terra tra le punte dei piedi. Risalgo e provo a ampliare un pochino questo movimento, quindi provo a guardare su verso il soffitto e con le braccia spingere in alto e aprire un pochino il petto, per poi riscendere. E anche in questo caso, oltre a scendere con le braccia, provo a scendere un po' con le spalle, con il capo, mi piego leggermente in avanti, posso scendere un pochino con le spalle e poi riprendere a salire, di nuovo sbocciare, di nuovo aprirmi, guadagnare spazio, guardare su verso l'alto, aprire le braccia e poi andare a chiudere. Avvicino le mani, scendono un pochino, le spalle scendono un po', mi piego un pochino in avanti, mi avvicino quasi con le mani alle ginocchia e poi ultimi movimenti, apro bene, salgo, apro, lascio spazio e da ultimo scendo, vado a chiudere, porto le spalle in avanti, il capo scende giù verso terra, mi chiudo un pochino in avanti. Ok. Risalgo, mi ristabilizzo e continuiamo adesso con una seconda parte da seduti. Questi ultimi esercizi, in particolare l'ultimo, coinvolgevano anche un movimento ampio anche della testa, quindi probabilmente ci possono anche dare qualche sensazione un po' di vertigine, per cui se serve, come al solito, ci prendiamo un momento per rifiatare o per riposare se ne sentiamo il bisogno. Evitiamo di trovarci in una situazione in cui perdiamo l'equilibrio o siamo a disagio. Continuiamo seduti, così abbiamo anche modo di ristabilizzarci un pochino. Prendiamo posto sulla sedia e ci concentriamo un pochino di più sulla parte inferiore del corpo. Questa volta si parte dal basso. Andiamo a lavorare prima di tutto sulle caviglie. Già un esercizio di riscaldamento l'abbiamo fatto, ora possiamo portare entrambe le gambe in avanti appoggiando i talloni, le punte restano naturalmente sollevate e se riusciamo, mantenendo la schiena e le spalle dritte, andiamo a spingere con le punte lontano dal corpo, quindi allunghiamo i piedi per poi riportarli su e avvicinare le punte dei piedi il più possibile al corpo. Alterniamo questi due movimenti in cui allontano, spingo giù e poi risalgo, torno su e avvicino al corpo. Nel frattempo i talloni possono stare anche appoggiati a terra, non è necessario mantenere le gambe distese davanti al corpo. E in questi ultimi movimenti provo se sono abbastanza caldo, a spingere bene, quindi allungare bene con le punte e a chiudere bene, avvicinandole il più possibile. Ultimo movimento e vado a rilassare e sciogliere un pochino, ognuno ha il suo metodo, c'è chi batte un po' i piedi, chi muove le punte. Abbiamo sgranchito un pochino la caviglia in questa direzione, ora facciamo un movimento sempre della caviglia ma in un altro verso. Di nuovo appoggio i talloni, le punte restano sempre sollevate. Di nuovo, se riesco, stacco la schiena dallo schienale e lavoro stando dritto, così andiamo a lavorare anche un po' sulla postura. Le punte dei piedi, che sono naturalmente verso l'alto, scendono adesso da un lato e poi passano per la verticale e vanno a scendere dall'altro lato. Prima a destra, poi a sinistra. Alterno questo movimento. Per entrambi i piedi ci sarà un lato dove è più facile scendere e un lato in cui si farà un po' più fatica. Non serve sforzare, accompagniamo il movimento anche con le ginocchia, quindi la gamba andrà un pochino a ruotare internamente o esternamente. E concludiamo con le ultime 2 o 3 ripetizioni.
per tornare con i piedi vicino alla sedia e di nuovo sgranchire un po'. Spinaci. Gli spinaci contengono molte fibre, importanti per agevolare la motilità intestinale e per mantenere basso il colesterolo. E proprio le fibre li rendono utili per ridurre l'assorbimento degli zuccheri, solo però se mangiati prima del pasto e preferibilmente crudi. Le foglie larghe e verde scuro degli spinaci sono fonte del prezioso acido folico, cioè la vitamina B9, determinante per la produzione del nostro DNA e dunque dei processi di crescita e riproduzione cellulare. Continuando a salire attiviamo bene i muscoli dei polpacci, quindi questi muscoli qui dietro, e lo facciamo con un esercizio molto semplice. Proviamo adesso da seduti a sollevare i talloni da terra mantenendo le punte a contatto con il pavimento e poi riscendere. Lo facciamo, questo movimento in cui solleviamo i talloni, pensando più che sollevare i talloni di spingere con le punte per terra e poi di nuovo lentamente giù. Cerco di spingere con l'alluce verso terra proprio per andare a fare forza in avanti. Quindi cerchiamo di staccare la schiena dallo schienale e anzi, se proviamo proprio a premere. Più vado in punta di piedi, più spingo giù verso il basso, più sentirò il polpaccio che lavora e quindi il muscolo che si contrae. Non esageriamo perché non vogliamo neanche arrivare a una situazione in cui sentiamo dei crampi. Ultime ripetizioni, spingiamo giù bene con le dita a terra e rilassiamo. Lavoriamo ora una gamba alla volta, stando possibilmente sempre sollevati, dritti, composti con la schiena. Poi se c'è bisogno possiamo appoggiarci allo schienale, diminuiamo un pochino l'intensità dell'esercizio, ci riposiamo un po', ma se riusciamo stiamo sempre staccati. Andiamo a distendere la gamba destra per prima, per poi scendere e distendere la gamba sinistra. Ecco che alterniamo un movimento di destra o un movimento di sinistra, in cui un po' alla volta l'obiettivo è quello di andare a distendere completamente la gamba. Magari qualcuno riesce a farlo subito, si trova molto comodo e distende subito la gamba, per qualcuno sarà necessario fare qualche movimento in più. Se riesco a distendere bene la gamba, quindi averla bella dritta, posso aumentare un pochino l'intensità di questo esercizio, tenendo anche il piede a martello e quindi provando, una volta che la gamba è distesa, ad avvicinare la punta al corpo. Ok, rilasso, sciolgo un po' e sempre da questa posizione andiamo anche abbastanza veloci, gli esercizi non sono molto impegnativi. Andiamo a sollevare un piede da terra e quindi anche di conseguenza il ginocchio lo portiamo su davanti al corpo, poi abbassiamo il piede, torniamo ad appoggiarlo a terra e solleviamo l'altro e giù. Senza aiutarci con le mani proviamo a fare una specie di marcetta sul posto, qui solleviamo prima una gamba e poi l'altra. Attenzione, quando solleviamo la gamba il busto tenderà ad andare indietro, cerchiamo di riuscire a mantenere una posizione sempre eretta. Se ci appoggeremo, se toccheremo lo schienale non è un problema, cerchiamo di non rilassarci sulla sedia e di mantenere un pochino di tonicità, un pochino di postura. Ancora qualche movimento, non serve sollevare tanto il piede, basta anche poco. E mi fermo, sciolgo un po', abbiamo lavorato sempre salendo dalla punta dei piedi, siamo arrivati
ad attivare anche gli addominali. Un ultimo esercizio per la mobilità, una gamba alla volta, possiamo in questo caso aiutarci anche con la mano. Prendiamo il ginocchio, lo allarghiamo lateralmente, poniamo il piede lato alla sedia, spingiamo un pochino all'esterno per guadagnare spazio e poi ritorniamo sul posto e cambiamo gamba. Di nuovo alterniamo gamba destra e gamba sinistra. Ora, più che lavorare sulla forza, sulla fatica del movimento, mi interessa di più lavorare sulla mobilità e quindi fare un bel movimento ampio, aiutandomi magari con le mani. Con qualche movimento, se riusciamo, allarghiamo, guadagniamo un po' più di spazio, spingiamo un pochino indietro anche il ginocchio. E torniamo con i piedi pari sul posto. Okay. Ci prendiamo un po' più di spazio sulla sedia, quindi ci mettiamo in modo da essere belli stabili. Se serve possiamo tenerci anche sulla seduta o sui braccioli se ce li abbiamo, senza rilassarci troppo all'indietro e quindi senza andarci a sedere come se fossimo in una poltrona, ma mantenendo un pochino di postura. Proviamo adesso a distendere, come nell'esercizio di prima, entrambe le gambe, quindi la destra e anche la sinistra. Stacchiamo quindi entrambi i piedi da terra, li portiamo su bene dritti e poi assieme scendono. Non appena toccano terra, subito risalgo e giù. Vado su, controllo la salita, cerco di distendere bene le gambe e poi lentamente scendo. Importante controllare anche la discesa in questo esercizio, non lasciamo cadere i piedi per terra, ma li accompagniamo. Quindi anche quando siamo arrivati su, accompagniamo i piedi in discesa, appena toccano risalgono. Di nuovo, se porto le piedi a martello, aumento un po' l'intensità di questo esercizio. E quindi posso, tenendo entrambe le punte dei piedi rivolte verso il corpo, andare a lavorare un pochino di più con i muscoli delle cosce. Ultimi movimenti. E scendo. Ok, rilasso un po', abbiamo iniziato a lavorare di più con la forza, posso con le mani sulle cosce andare a premere e massaggiare un po' questa muscolatura che è quella che ha lavorato di più. E fare il prossimo esercizio che unisce un po' quelli che abbiamo visto fino adesso, senza aiutarmi con le mani. Questa volta provo a sollevare il piede e andarlo a aprire e appoggiare lateralmente. Non serve aprire molto, non è più un esercizio di mobilità, quanto più un esercizio in cui cerco di sfruttare un po' la forza dei muscoli delle cosce e degli addominali per scavalcare idealmente un oggetto che si trova davanti a me. Alzo e allargo prima da un lato e poi dall'altro. Se alzo poco il piede, quindi se lo faccio quasi lo trascino a terra, l'esercizio sarà più facile, potete provare a farlo. Se invece provo a scavalcare un oggetto molto ampio, quindi sollevare molto il piede, l'esercizio sarà più impegnativo. Equilibrio per farlo, oltre che al movimento delle gambe, dove saremo obbligati a tenere un pochino con gli addominali, lavorare un pochino anche con i muscoli della schiena, quindi diventa un esercizio più completo. Ok, e giù, a rilassare un po'. Sciogliamo, sgranchiamo, se serve un automassaggio.
Facciamo riposare ora un pochino le gambe e lavoriamo con il busto soprattutto. Per farlo riprendiamo l'esercizio che abbiamo fatto durante il riscaldamento, quello in cui andavamo a fare una torsione con lo sguardo, quindi con la testa e con il petto, quindi anche con le spalle, ma non lo faremo sempre alternando la posizione, ma manterremo una posizione in cui saremo un po' contratti e quindi andiamo a lavorare un pochino di più sulla forza. In particolare cerchiamo di stare seduti comodi ma anche stabili, composti. Ruotiamo lo sguardo, ruotiamo le spalle, andiamo a volgere il petto da un lato e quando arriviamo in posizione ci fermiamo e iniziamo a respirare. Manteniamo la posizione 3 o 4 respirazioni complete e poi lentamente, senza fretta, torniamo frontali e andiamo a girare dall'altro lato. Ruoto bene, posso anche buttare fuori l'aria durante il movimento. Quando arrivo mi fermo e mi ricordo però di respirare. 3 o 4 respirazioni complete per poi tornare. Posso prendermi un momento, rifiatare quando sono frontale e poi ripetere l'esercizio. Ruoto, contraggo bene gli addominali, sono gli addominali che mi permettono di girare le spalle in questo caso e mantengo la posizione. Magari un po' scomoda perché sono contratto, quindi mi verrebbe da stare in apnea, ma cerco di fare dei respiri il più possibile regolari. Torno, rifiato un attimo e continuo. Più ruoto, più con lo sguardo vado a guardare dietro di me, più ruoto le spalle, più diventa impegnativo l'esercizio. Ricordatevi sempre di respirare, anche se sopraggiunge un po' di stanchezza, piuttosto torniamo indietro prima. Anche aumentare il tempo in cui manteniamo la posizione, anche questo è un modo per aumentare poi l'intensità dell'esercizio. Ultime ripetizioni da un lato, ruoto bene, proviamo le ultime a farle guardando dietro di noi, mantengo bene la posizione contraendo gli addominali, continuo a respirare e poi ultimo anche dall'altro lato, giro bene, giro le spalle, guardo dietro di me, mantengo bene la posizione, respirando, contraggo gli addominali e torno frontale, vado a rilassare e rifiatare un po'. Ultimi esercizi li faremo adesso in piedi per poi completare con l'allungamento da seduti. Ci alziamo in piedi per avere più possibilità di muoverci sulle gambe, per poter lavorare anche con un po' più di peso. Quindi adesso spostiamo la sedia lateralmente. Ci darà sempre sostegno, ma ci permette quindi di spostarci in avanti e indietro. E quello che facciamo è proprio un passo in avanti, davanti a noi, per poi tornare sul posto. Prima con la gamba destra, poi con la gamba sinistra. Un passo in avanti, piego un pochino il ginocchio e torno sul posto. Prima con la destra, poi con la sinistra. Non serve esagerare, se serve c'è sempre una sedia che ci aiuta a mantenere la stabilità. Se ci sentiamo stabili, quindi se ogni volta che facciamo il movimento appoggiamo il piede, sentiamo che controlliamo il corpo, riusciamo a tornare indietro ed essere in equilibrio, possiamo provare ad aumentare un pochino l'ampiezza del passo. Facciamo un passo un po' più lungo, cerchiamo sempre la stabilità, piegando il ginocchio carichiamo un pochino la gamba e torniamo sul posto. Ci stabilizziamo e cambiamo gamba. L'obiettivo primario è sempre l'equilibrio. Poi, secondariamente, se riusciamo, possiamo aumentare l'ampiezza del passo e lavorare di più con la forza sulle gambe. Se faccio un bel passo in avanti, piego il ginocchio, poi per tornare indietro dovrò fare molta più forza e quindi più lungo il passo, più aumenta l'intensità dell'esercizio, sia come impegno muscolare che anche poi come
equilibrio, quindi come impegno di propriocezione. Ultimi passi, ultimi movimenti. Per chi vuole provare può fare un passo bello ampio, scende con il ginocchio in avanti e torna da un lato e dall'altro. Un bel passo ampio col piede in avanti, scendo un pochino con il ginocchio e torno. E su. Ok, bene. Spinaci. Gli spinaci contengono molte fibre, importanti per agevolare la motilità intestinale e per mantenere basso il colesterolo. E proprio le fibre li rendono utili per ridurre l'assorbimento degli zuccheri, solo però se mangiati prima del pasto e preferibilmente crudi. Le foglie larghe e verde scuro degli spinaci sono fonte del prezioso acido folico, cioè la vitamina B9, determinante per la produzione del nostro DNA e dunque dei processi di crescita e riproduzione cellulare. Posso sgranchire un po' le gambe, possiamo fare 2 esercizi di allungamento in piedi e poi sederci e concludere seduti. In particolare in piedi possiamo allungare il collo. Lo facciamo mantenendo sempre una posizione comoda però stabile, come sempre quando lavoriamo in piedi. Rilassiamo le spalle, lasciamo pure le braccia giù lungo il corpo e andiamo a inclinare la testa lateralmente. Scendiamo un pochino, probabilmente adesso che siamo in piedi si piegheranno un pochino anche le spalle, nessun problema. L'obiettivo è allungare i muscoli del collo qua di lato. Una volta che sono sceso mi fermo, mantengo la posizione sempre respirando. 3 o 4 respirazioni mi danno il tempo dell'esercizio. E poi, anche con l'aiuto di una mano, se serve, lentamente risollevo il capo, torno su e scendo dall'altro lato. Sciolgo le spalle e giù. Quando trovo la posizione di allungamento, per cui i muscoli del collo qui lateralmente sono in allungamento appunto, mi fermo, mantengo la posizione respirando. Di nuovo risollevo lentamente, senza strappi, il capo e scendo in avanti questa volta. Quindi lascio un po' cadere la testa davanti al corpo, chino appunto il capo, guardo giù tra i piedi, se riesco guardo giù tra le caviglie, avvicino un pochino il mento al petto e mantengo la posizione di allungamento in cui sto andando ad allungare, sento i muscoli che si trovano dietro al collo. Lentamente risalgo con il capo, torno su a guardare davanti a me, lavoro sempre su questa parte alta del corpo, in particolare sulle spalle. Con il prossimo esercizio andiamo a sollevare un braccio davanti al corpo, incrociamo come se stessimo accompagnando una porta a chiudersi e proviamo a sostenere con la mano opposta il gomito e a spingerlo un pochino verso la spalla. Se serve, come una sciarpa, possiamo buttare la mano dietro al collo. Di nuovo si mantiene la posizione, stiamo allungando i muscoli della spalla. E dopo 3 o 4 respirazioni complete, con la mano accompagno il movimento in discesa, quindi non la lascio cadere, non faccio strappi, ma accompagno il movimento, sciolgo un po' e ripeto dall'altro lato. Sollevo il braccio, lo porto all'altezza della spalla, incrocio e mantengo il braccio sostenuto con la mano opposta. Di nuovo mi prendo il tempo per mantenere l'allungamento, sempre con attenzione alla respirazione. Cerco di rilassare, sento che
la muscolatura si allunga gradualmente. E poi torno lentamente con il braccio accompagno, scendo, sciolgo un po' le spalle e ci sediamo per completare l'allungamento. Okay. Stiamo continuando a scendere, andiamo ad allungare un pochino i muscoli della schiena soprattutto, ma anche quelli degli addominali. Lo facciamo con una torsione, quindi la mano va sul ginocchio opposto. Già con questo movimento la spalla avanza un pochino. Continuiamo questo movimento utilizzando le mani, una tira sul ginocchio, l'altra, quella dietro, si appoggia sulla sedia e ci aiuta a girare le spalle. Manteniamo la posizione, poi sempre respirando, e allunghiamo così i muscoli della schiena. Lentamente accompagno il movimento per tornare in posizione senza fretta, senza strappi, e ripeto dall'altro lato. Quindi cambio mano, sempre a incrociare sul ginocchio opposto, le spalle così naturalmente ruotano, la mano che sta dietro mi aiuta con la sedia e mi fa ruotare definitivamente tutto il tronco. Se riesco con lo sguardo guardo dietro, mantengo la posizione respirando. E accompagno come sempre il movimento a tornare frontale. Scendo lungo le gambe, andiamo ad allungare un pochino, a mobilizzare le anche, quindi come nell'esercizio di prima prendo il ginocchio, allargo il piede, lo porto lateralmente alla sedia, ma questa volta mantengo la posizione cercando anche un pochino di spingere col palmo all'indietro e allungare il muscolo interno della coscia. Questa volta la posizione la mantengo. Ritorno accompagnando la gamba, quindi tenendo anche il ginocchio con la mano, e ripeto dall'altro lato. Allargo bene, spingo un pochino se serve con il palmo la gamba indietro così da aumentare l'ampiezza del movimento e mantengo. Di nuovo 3 o 4 respirazioni possono essere sufficienti. E di nuovo accompagno. Proviamo qualche esercizio un pochino più complesso. Siamo seduti vicino al bordo della sedia, non troppo, ma quindi dobbiamo sempre mantenere una posizione stabile, di equilibrio, ma ci spostiamo un pochino in avanti. Una gamba resta piegata, appoggiata a terra, l'altra la distendo davanti al corpo, quindi la allungo e da questa posizione provo a scendere in avanti con il busto. La gamba che è piegata mi sostiene, mi dà equilibrio, mi mantiene stabile, mentre l'altra va ad allungarsi e più mi avvicino al basso, più mi avvicino al ginocchio, più sento che si allunga posteriormente la gamba. Non è necessario andare con la mano a toccarsi la punta del piede, è sufficiente anche appoggiare una mano sul ginocchio o un po' più giù sullo stinco. Se il piede è a martello, aumenta l'intensità, sento che tira di più dietro al ginocchio in particolare. Mantengo la posizione ancora qualche secondo, sempre provando a rilassare il corpo, anche se è una posizione un po' strana. E poi mi aiuto spingendo in su, tornando dritto con le spalle, raccolgo la gamba e cambio lato. Una di nuovo resta appoggiata, stabile, l'altra si allunga, si distende e scendo in avanti con il petto, la mano lungo la gamba va verso la caviglia.
Di nuovo non è necessario andarsi a toccare, a prendere la punta del piede, basta anche stare con la mano sullo stinco. Il peso lo sostiene l'altra gamba, quella piegata, mentre la gamba distesa si allunga posteriormente. Dovremo sentire in particolare i muscoli che si allungano dietro al ginocchio. Mi rialzo spingendo in su con le mani, raddrizzo il busto, recupero la gamba, mi prendo spazio sulla sedia, mi siedo bene in modo da essere stabile e concludo l'ultimo esercizio con un esercizio completo. Allunghiamo anche la schiena, anche il collo, e lo facciamo appoggiando le mani sulle ginocchia e scendendo in avanti con il busto. Mi accompagno il movimento con le mani giù verso le ginocchia. Mi lascio appoggiare, mi appoggio con le spalle sulle ginocchia, se riesco, mi lascio scendere giù verso terra, sfruttando la forza di gravità, il peso delle braccia, delle mani vanno giù verso il pavimento, si allungano le spalle, si allunga la schiena e respirando sempre rilasso anche la testa, lascio che scenda giù il capo, va giù verso il basso, si allungano un pochino anche i muscoli del collo. Cerco di fare qualche respiro profondo, anche se sono un po' schiacciato in questa posizione, non è comodissima. E nel frattempo provo a rilassare. Ancora qualche respiro profondo, porto giù bene la testa, allungo il collo e quando ho finito riporto prima di tutto le mani sulle ginocchia e da questa posizione spingo su il petto, mi spingo con le mani sulle ginocchia, risalgo con la schiena, torno lentamente su verticale. Mi prendo anche un attimo per rifiatare, questo movimento molto ampio con la testa probabilmente ci ha un po' scombussolato, quindi senza fretta, siamo seduti, ci prendiamo qualche respiro, qualche momento per ristabilizzarci e con quest'ultimo esercizio concludiamo anche la nostra lezione. Io vi ringrazio come sempre, ringrazio chi ci ha seguito ed è rimasto anche sotto il sole di luglio e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao a tutti! Bravi!